soltanto tu. Non mi sento giù, ci sono solo per me, ci sono per te e per gli altri. Ok, questa tanti la sapevano, alcuni non la sapevano. La prossima fa parte dello stesso periodo perché suonavano già Champagne Spinture, abbiamo fatto Champagne Spinture e il pubblico la cantava. Abbiamo fatto comunque un mini tour con le Folklore, che non sei per la gente la cantava. Le Rocket Tour facevano venire giù il posto quando toccava questo pezzo. Al Mercurio Tuzzi di Hiroshima stasera la canta io ci resto male, vi dico sinceramente. Mi aspetto che ne iniziate veramente. Di solito conoscete la quella? Io non scherzavo ragazzi, io ero qui per rappresentare a metà qua, io lascio tutti da voi. Dimmi come stai, dimmi come vai. Che poi ci dimentichiamo le parole noi. Tutta questa pappardella del discorso del rap underground, del freestyle, delle tecniche perfette, vorrei arrivare a dire che noi, nonostante la gente a oggi ci viene qua sul palco bello con le luci, il DJ, sì esatto, le schiene di Edward, il microfono che suona bene, ragazzi, ve lo dico, se ci sono davvero dei giovani aspiranti musicisti rapper qua, non si arriva qua da un giorno all'altro, non è come si vede ora che anche il più scarso che fa schifo fa un video, lo mette su YouTube, fa 100.000 views, pensano tutti a fare il disco, in store. Noi arriviamo veramente dalla gavetta, dall'amore per la musica, io ho fatto veramente delle nottate di merda in studio con un microfono da 100 euro a registrare canzoni che si sentivano male. Posso spezzare una lancia a favore della fortuna, dire che ho avuto la fortuna di trovare delle belle persone che hanno lavorato con me, tra cui sicuramente Giso, i DJ, tutta la Blocco Records, che comunque hanno più fantastica. Lavori con la Carusella, che è una casa di